Terza corsa, una prova a reclamare per i gentleman, si va in partenza, l'1 Chames dei Greppi, 2 Camelot R, 3 Helios Chuck SM, 4 De Nilsson, 5 Danubio Tav, 6 Castiglione, 7 Dubai Jet, con la macchina che ha raccolto i concorrenti, prende velocità, si ritrae dal 6 Castiglione, partiti. È veloce Helios Chuck SM che prende subito la testa, al suo esterno De Nilsson, in corda Camelot R, parte bene dalla seconda fila Dubai Jet, poi Chames dei Greppi, quindi Danubio Tave, alla retroguardia Castiglione. Si è partiti forte con il leader Helios Chuck SM che ora riprende un po' in mano, al suo esterno c'è De Nilsson che prova ad andare a chiedere strada, però è a tutta. 14,9 il lancio con Helios Chuck che vorrebbe mandare De Nilsson che però fa fatica a passare e sopra avanza ma non passa all'imbocco della seconda curva. 29,8 i primi 400 metri di corsa con De Nilsson che tende a passare gradualmente nei confronti di Helios Chuck SM e c'è subito lì Dubai Jet che prova il contropiede dopo 600 metri in 45,6. Al comando De Nilsson, l'attacco di Dubai Jet sotto alle tribune, poi Helios Chuck SM, quindi Camelot R, Danubio Tav di fuori, 800 metri in un minuto, che sulla pista è una misura. De Nilsson in vantaggio, Dubai Jet al suo esterno, Helios Chuck SM che ha perso un attimo il contatto, lo ritrova con l'ausilio della curva nei confronti di Dubai Jet, poi Camelot R chiuso terzo in corda, Danubio Tav che sposta dalla pariglia il chilometro in 1,15,3 con De Nilsson che è in vantaggio, ma Danubio Tav arriva forte, lo attacca a 500 dalla conclusione, lo sopravanza, la retta opposta alle tribune è passata ancora in 15, 1,33 tre quarti di miglio, Danubio Tav servito a dovere passa nei confronti di De Nilsson, cerca di inseguirlo Castiglione, poi Chames dei Greppi che si muove dalla corda quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo ed è in vantaggio Danubio Tav nei confronti di Castiglione, in vantaggio Danubio, ci prova Castiglione, lotta in rosa tra Michela Rossi e Alessandra De Videssi, difende Danubio Tav da Castiglione che ci prova ancora, Danubio Tav si salva da Castiglione, mentre c'è foto generale per il terzo posto, 1,15,1. Danubio Tav dalla pariglia, servito a dovere dal ritmo siderale del primo giro. Michela Rossi perfetta in salchi a scegliere i tempi. Salvatore Valentino al training. I colori di Michela Rossi per il 6 anni da Man of Many Mission che si impone nel finale respingendo l'ultimo tentativo di Castiglione che finisce forte ma tardi. 5-6 e poi per il terzo Helios Chuck SM che sbuca dalla corda dopo percorso manovrato e prende il terzo posto.